La giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, la passeggiata terapeutica di una mamma e delle sue 2 figlie. Isabella Schiavone. Questa è più di una passeggiata per Arianna e Chiara. Chi come loro soffre di autismo o di un'altra grave disabilità deve mantenere una routine consolidata che non li destabilizzi. Adesso uscire è possibile grazie alla nuova autocertificazione. A volte è necessario purtroppo uscire per tranquillizzarli rispetto alle giornate che sono state stravolte. Io ho visto mia figlia minore non dormire più, non avere più orari per mangiare. L'emergenza coronavirus non è facile da spiegare in certi casi. Le crisi sono dietro l'angolo, l'assistenza vacilla e quando c'è deve essere garantita anche dal punto di vista della salute. Quello però che noi chiediamo è che agli operatori vengano fatti dei tamponi settimanalmente e naturalmente i dispositivi di sicurezza. Mantenere le distanze di sicurezza in queste situazioni è impossibile, si vive in simbiosi, ci si ammala insieme. Abbiamo bisogno di sapere che verranno messi in atto dei protocolli in cui il familiare può assistere in caso di necessità di ospedalizzazione la persona con disabilità, perché guardate, questi ragazzi buoni da soli non ci stanno. E ora